Restano gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo picchiato dal branco a Barcellona. Parlano gli amici che erano con lui, ci hanno aggredito quando hanno capito che eravamo italiani. Il loro racconto. Aperta intanto un'inchiesta per risalire a movente, responsabili, i genitori hanno presentato una denuncia, scende in campo anche la Farnesina. Schianto fatale a Roma, muore un 47enne trevigiano, Sandro Nardellotto, avvocato, ha perso la vita dopo essere finito con la sua moto contro un guardrail, inutili soccorsi. Onigo e Pederobe in lutto per l'improvvisa scomparsa del loro parroco Don Lino Bertollo, vittima di un incidente stradale ieri sulla Feltrina, giovedì funerali presieduti dal vescovo. Il sindaco di Sernaglia, vittima degli hacker, chiesti soldi ai cittadini con il suo numero. Il primo cittadino, Mirko Villanova, ha sporto denuncia ai carabinieri. Tornano i furti in città, Ferragosto, colpo da 20.000 euro e vari preziosi in via Stangade, segnalazioni anche da viale Luttazzi, furto e tentato furto in un supermercato a Conegliano. Manuel Bortuzzo, la carrozzina dell'atleta paralimpico trevigiano distrutta dopo il volo in aereo, lo sfogo inaccettabile, sono le nostre gambe, la nostra libertà. Ascolti, estate record per Media Nord-Est, a luglio oltre 1 milione di telespettatori sintonizzati sulle nostre emittenti. Antenna 3 si conferma prima televisione locale d'Italia con 475.000 ascoltatori. La pioggia di queste ore ferma la vendemmia anticipata, sospiro di sollievo tra i viticoltori che vogliono un prodotto di qualità. Nuovi record intanto per il Prosecco. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Con la notte maledetta che si è vissuta a Barcellona restano gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo che è stato aggredito e picchiato selvaggiamente, pestato nella città spagnola. Scattano le indagini, c'è un'inchiesta da parte delle autorità spagnole. Scende in campo anche la Farnesina, ma ai nostri microfoni, ai microfoni di Lucio Zanato, parlano gli amici che erano con Nicola. Sono stati intercettati oggi dal nostro Lucio Zanato. Questo il loro racconto. Inizialmente sembravano anche molto, come si può dire, amichevoli comunque. Dopo una certa hanno scoperto, ci ha chiesto dove eravamo, hanno detto che eravamo italiani e hanno cambiato comunque il modo di guardarci. Sta emergendo questo movente per l'aggressione di Barcellona ai giovani ventenni asolani Nicola Maggiotto e Giuseppe Siben, con il primo ricoverato all'ospedale della città spagnola in terapia intensiva in coma farmacologico dopo aver subito un forte colpo alla nuca, mentre il secondo è rientrato da poco con un forte trauma allo zigomo sinistro dopo aver ricevuto un pugno in piena faccia. A raccontare l'accaduto Alessandro Beltrame, il più lucido dei tre amici perché leggermente più distante dei due aggrediti mercoledì scorso all'uscita di una discoteca. Siamo usciti da questo locale, eravamo in 8, solo che in 5 erano partiti prima per chiamare un taxi. Fuori questa discoteca c'è una gradinata e salendo questa gradinata noi abbiamo incontrato una decina, quindicina di ragazzi all'incirca, adesso non mi ricordo molto bene quanti fossero. Successivamente io sono andato avanti con uno di questi ragazzi e ho lasciato dietro Giuseppe e Nicola. Finché non mi sono girato ho visto Nicola che stava litigando con questi ragazzi. Una circostanza che Giuseppe Siben, ancora dolorante per il pugno ricevuto, racconta così. Nel momento in cui stavo parlando con quest'altro ragazzo, non mi ricordo assolutamente di cosa, le facce, niente, sarà per il trauma penso. Mi sono girato un secondo, mi sono rigirato e Nicola stava facendo una rissa con un ragazzo. È arrivato un ragazzo da dietro e l'ha colpito qui dietro la nuca, fortissimo, ho visto proprio una gran botta. Un cattiveria insomma. Sì, proprio per far male secondo me, proprio solo per far male, non aveva altro obiettivo. A quel punto hai reagito? A quel punto non ci ho più visto e mi sono buttato per difendere Nicola, ma alla fine sono arrivati in 5-6 anche contro di me e mi hanno buttato a terra e ci hanno preso a calci tutti e due alla fine. Quindi ho pensato, non ha senso che intervengo anch'io, il massimo che ho fatto è stato cercare di fermare la situazione, parlando sempre in inglese dicevo stop, andate via. E sì, perché ho visto che la situazione stava generando, anche perché ha iniziato a tirargli calci finché erano per terra. A quel punto i giovani aggressori si dileguano nella notte mentre Alessandro presta i primi soccorsi agli amici.
Ho messo subito Nicola in sicurezza, dopo ho visto che Giuseppe mi dava accenni, mi rispondeva e tutto, quindi ho dato più importanza a Nicola. Poi l'arrivo dei soccorsi, il ricovero dei feriti e la raccolta da parte della polizia spagnola delle testimonianze. Mi ricordo che alcuni erano spagnoli e altri erano marocchini, questo mi ricordo. Ora saranno le telecamere di sorveglianza a dare un volto agli aggressori per una vicenda che ha segnato profondamente i protagonisti. Veramente dici impossibile che ti succeda. Dal vivo, insomma, è tutta un'altra storia, fa veramente paura e impressione. Mi sembra grande da dire, però questa generazione è nata, secondo me. Una vicenda che ha scosso anche tutta la comunità di Casella d'Asolo, che si riunirà in preghiera per Nicola. Mercoledì sera ai campi da rugby di Asolo ci sarà una fiaccolata appunto per Nicola, per unirsi tutti insieme e pregare per lui. Intanto le autorità catalane stanno indagando alla setaccio le telecamere della città in supporto dei genitori che si trovano a Barcellona. Scende in campo anche la Farnesina. Sono ore cruciali queste sul fronte delle indagini. La polizia spagnola sta passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza della zona dove è avvenuto il pestaggio di Nicola Maggiotto e dell'amico. Saranno fondamentali le immagini per chiarire la dinamica e individuare gli aggressori. Non solo, ma si sta scavando per accertare il movente che avrebbe scatenato la furia del branco. Il Consolato Generale d'Italia a Barcellona sta seguendo con la massima attenzione le condizioni di Nicola, mantenendo contatti costanti con la famiglia del giovane giunta a Barcellona e con la struttura sanitaria che lo ha in cura. Mentre fonti del Ministero degli Esteri sottolineano che la dinamica dell'accaduto non è al momento ancora pienamente chiarita. La famiglia del 21enne ha presentato denuncia alla polizia. Gli investigatori di Barcellona non forniscono informazioni sulla dinamica della rissa, oggetto di segreto istruttorio, né sulla nazionalità delle persone coinvolte per le leggi di protezione della privacy. Nicola rimane in coma farmacologico, accanto a lui i genitori giunti ad Asolo appena saputo quanto accaduto. Un fatto grave che riaccende i riflettori su un'altra tragedia, quella avvenuta nel 2017 sempre a Barcellona. Quella volta fu picchiato ed ucciso Niccolò Ciatti, 22 anni, di Scandicci a Firenze. Ad intervenire il papà della giovane vittima. Quello che è successo a Niccolò ce l'abbiamo sempre davanti e fa pensare che purtroppo c'è sempre tanta violenza assurda tra ragazzi. Mi auguro che Nicola riesca tranquillamente a uscirne e a riprendere la sua vita, ma mi auguro anche che la giustizia spagnola questa volta, rispetto a quello che ha fatto a noi, funzioni in maniera adeguata e corretta. Reazioni su quanto accaduto anche dal mondo politico. Vedremo le indagini che ci saranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sicuramente non ci sarebbe da sorprendersi se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, un odio tra paesi europei, tra popolazioni di paesi europei possa essere amplificato, ancora di più triste in un paese come la Spagna, che ormai abbiamo sempre considerato ormai fratelli, cugini, perché stiamo tornando ai nazionalismi. Basta vedere insomma i sondaggi, l'AfD in Germania è data al 42% in Sassonia, iniziamo a tornare ad odiarci tra nazioni europee. Se saranno confermate le responsabilità e le motivazioni riportate, rappresenterebbe un fatto gravissimo e inaccettabile, tuona il deputato della Lega Giulio Centenaro, che aggiunge: non possiamo accettare che la violenza diventi normale, non esistono giustificazioni per un'aggressione e nessuno deve avere paura per la propria nazionalità, per le proprie idee o semplicemente per essere se stesso. Tragedia nella capitale, a Roma, dove è morto un centauro trevigiano di 47 anni. Si tratta di un avvocato noto in città che è finito contro il guardrail all'altezza di Corso Italia. Inutili tentativi di soccorso. L'impatto devastante, la moto finita a terra, il corpo di Sandro Nardellotto, trevigiano 47enne, a pochi metri. Il gravissimo incidente è avvenuto nel sottovia di Corso Italia, nei pressi della zona del Muro Torto a Roma. L'uomo stava viaggiando in direzione di Piazzale Flaminio quando ad un tratto ha perso il controllo delle due ruote, finendo violentemente contro le barriere di protezione della carreggiata. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per Nardellotto non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto per consentire
consentire le operazioni di soccorso l'area è stata messa in sicurezza e il sottopasso è stato chiuso al traffico nel tratto interessato. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dagli agenti del secondo gruppo Parioli della polizia locale. L'uomo, che ha svolto per un periodo la professione di avvocato, da quanto si apprende si trovava a Roma da qualche giorno e sarebbe dovuto ripartire per Treviso in queste ore. E c'è poi il lutto di Pederobba per la morte di Don Lino Bertollo, vittima nella giornata di ieri di un terribile incidente stradale lungo la Feltrina. Il parroco svolgeva la sua attività pastorale nelle parrocchie di Onigo e Pederobba, il dolore di un'intera comunità e del sindaco. Siamo distrutti. Perché è andato meglio, ho perso 2 fratelli. È il papà della ragazza là a gennaio e adesso lui. Tutti e 2 più o meno problemi cardiaci. Sì, siamo molto scossi. Sì. Don Lino era buono, aveva tanti progetti, era amato e amava. Ecco. La commozione del fratello Fulvio, arrivato con la moglie Ivana alla chiesa di Santa Maria Immacolata e San Zenone di Onigo, rispecchia il cordoglio di tutta la comunità di Spresiano per l'improvvisa scomparsa di Don Lino Bertollo. Non dico niente perché se non mi viene da piangere. Originario di Casoni di Mussolente, Don Lino ha perso la vita uscendo di strada mentre percorreva in auto la Feltrina tra le province di Treviso e Belluno, probabilmente a causa di un malore. Aveva 66 anni. Il suo segreto, secondo me, era che riusciva ad essere un amico di tutti. Il sorriso, la pacca sulla spalla, la battuta pronta, era di una simpatia unica e con questo conquistava anche i nostri giovani. Prima di arrivare a Pederobba e Onigo, Don Lino era stato parroco nel Padovano e nel Veneziano, ad Abbazia a Pisani, in comune di Villa del Conte e quindi a Scorzè, prima a Peseggia, poi a Gardigiano. Io insistevo tanto con lui che si prendesse qualche giorno di vacanza, però da quando è arrivato qua è sempre stato instancabile, ha fatto campi scuola con noi ragazzi, quindi ogni tanto ci scherzavo, gli dicevo dai, vai 2 o 3 giorni in montagna, perché alla fine i preti sono di tutti ma sono di nessuno e quindi sì. E lui mi aveva appena promesso poco prima di morire che sarebbe andato prossima settimana qualche giorno in vacanza. Federico Dalbello è un giovane consigliere comunale di Pederobba, impegnato anche con l'Azione Cattolica Ragazzi, e lui a portare la fotografia di Don Lino davanti all'altare della chiesa di Onigo, dove alle 10 di giovedì si celebreranno i funerali. L'ultimo saluto a un parroco che era una presenza fondamentale per la comunità. Oggi la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo. Era sempre presente, lui non tralasciava nulla e nessuno. E in tanti ci chiedevamo dove trovasse la forza per andare avanti, però era lui la chiesa, era la sua passione, la sua comunità e lui voleva rimanere vicino a tutti. Come si va avanti adesso senza una figura come Don Lino? Adesso siamo attoniti e smarriti, sembrano parole fatte ma è l'atto di fatto, per cui niente, al momento siamo persi e con la preghiera ci stringiamo attorno alla famiglia di Don Lino e alla sua figura. Messaggi con una richiesta di bonifico da quasi 1.000 euro sono arrivati ai telefoni cellulari di diversi conoscenti del sindaco di Sernaglia della Battaglia. A lanciare l'allarme è lo stesso Mirko Villanova, che ha denunciato l'hackeraggio del suo profilo WhatsApp. Oggi è capitato a me, ma penso ai numerosi anziani, alle persone fragili, alle persone più vulnerabili, dove molto spesso non riescono a riconoscere queste truffe. Ho sforato il limite e non mi fa partire un bonifico da 982 euro. Riusciresti ad anticiparlo tu istantaneo? Domani te li ridò subito. Il messaggio WhatsApp è arrivato sui telefonini di diverse persone dal numero del sindaco di Sernaglia della Battaglia, Mirko Villanova, ed è chiaramente una truffa. A lanciare l'allarme è stato lo stesso primo cittadino. Durante una conversazione con alcune persone, tra cui la mia segretaria e alcuni amici, mi hanno riferito di aver ricevuto dei messaggi con la richiesta di un bonifico urgente e con un IBAN anche su cui versare i soldi. Ovviamente ho provveduto a chiamare queste persone immediatamente, a riferire che molto probabilmente quel messaggio era un messaggio truffa che non arrivava dal mio profilo personale, probabilmente clonato.
Non è la prima volta che si verificano truffe del genere, peraltro con messaggi di testo molto simili. Può capitare attraverso il numero di un cittadino comune e a volte anche con quello di un amministratore pubblico. Mirko Villanova Sporto denuncia ai carabinieri. Chi riceve i messaggi invece deve innanzitutto evitare di mandare soldi o fornire dati personali, quindi segnalare la truffa. Ancora adesso purtroppo mi segnalano che ci sono numerose richieste da parte di contatti che ho di bonifici e di richieste di versamenti. Su questo spero davvero che le forze dell'ordine possano fare il loro lavoro e riuscire ad individuare anche il colpevole per riuscire a gestire al meglio questa situazione. Dalle truffe ai furti il passo è davvero breve, anche perché i ladri non vanno in vacanza. Da Treviso a Conegliano, come ci racconta Elena Dal Forno. Ferragosto di furti in città, tra messi a segno e tentati. Stavolta a farne le spese è stato il centro città. I ladri sono entrati, dopo aver forzato la porta d'ingresso, in un'abitazione di via Stangade, vicino a Santa Caterina e piazza Matteotti, una zona particolarmente abbandonata durante queste ferie che ha evidentemente favorito i malviventi che avrebbero messo a segno i colpi in abitazione dove i proprietari erano assenti. Ingente il bottino in una di queste case dove sarebbe stata forzata la cassaforte. La stima è ancora in corso, ma si parla di 20.000 euro in contanti e numerosi oggetti preziosi portati via nottetempo. Dopo la segnalazione è stato immediato l'intervento degli agenti della Questura di Treviso che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Non si esclude che la stessa banda si sia introdotta in almeno altre 3 abitazioni, sempre nella zona, riuscendo a trafugare denaro e preziosi. Anche in questo caso le indagini sono affidate alle volanti della Questura trevigiana. E furti anche in un supermercato a Conegliano, dove si sono verificati un tentato furto e un furto di prodotti. Il primo, avvenuto nel pomeriggio, è stato sventato dal direttore del punto vendita. Mentre stava girando nel negozio ha visto 2 persone sospette maneggiare del cibo, per poi nasconderlo all'interno di uno zaino. Il direttore ha intimato loro di lasciare la merce e così queste persone se ne sono andate. Furto invece è andato a segno più tardi, quando una persona ha rubato della merce e, scoperto sempre dal direttore, è fuggito uscendo da una porta di sicurezza portando con sé la rifurtiva. Il direttore è corso dietro al ladro, ma quest'ultimo è riuscito a dileguarsi. Sul posto e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, immediatamente allertati dal personale. Carrozzina rotta dalla compagnia aerea dopo un viaggio di ritorno dall'Africa. Il nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo si sfoga così sui social. Sono le nostre gambe, la nostra libertà. È lo sfogo del nuotatore paralimpico triestino ma trevigiano d'adozione Manuel Bortuzzo, che sui social denuncia quanto accaduto al rientro a Fiumicino da una vacanza in Africa con la fidanzata Serena Padovano. La carrozzina del campione paralimpico, imbarcata nella stiva dell'aereo, gli è stata riconsegnata danneggiata e inutilizzabile. Bortuzzo ha mostrato le condizioni della sedia a rotelle, prima nelle storie e poi in un post sui social, spiegando di aver ricevuto numerose segnalazioni da persone con disabilità, alle quali sarebbe accaduto lo stesso. Non è accettabile che nel 2026 vengano trattate con tale superficialità, scrive, chiedendosi cosa sarebbe successo se la carrozzina fosse stata distrutta all'andata, lasciandolo senza autonomia per tutta la vacanza. Bortuzzo sottolinea poi di essere un ragazzo fortunato perché può contare su un'altra carrozzina, ma chiede che l'episodio non passi inosservato. Per chi non ha alternative, dice, un danno del genere significa perdere improvvisamente la propria autonomia. Ricordiamo che l'atleta era rimasto vittima di una drammatica sparatoria la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 a Roma, nel quartiere dell'Axa. Il giovane nuotatore era stato colpito da un proiettile vagante a causa di uno scambio di persona, riportando una lesione spinale profonda che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Spento ufficialmente in via definitiva dopo giorni di autentica mobilitazione l'incendio di Miane. Decisive sono state le ultime ore anche grazie alla pioggia caduta. Il sindaco tira così un sospiro di sollievo, non soltanto il primo cittadino, e pensa a un evento collettivo in autunno per ringraziare l'intera comunità. Eravamo ormai stanchi, ieri sera. Ieri diciamo è andato avanti tutto il giorno l'elicottero, il pomeriggio ne è arrivato anche un altro, uno pescava dal bacino antincendio di Malgamont, l'altro invece pescava da qui dalla base di Miane, e ieri sera sembrava spento come le altre sere, però di fatto non abbiamo abbassato la guardia.
Ciò che ci ha fatto sperare ieri sera poi è stato quel temporale che non avrà fatto tanta acqua, ma è quella che è bastata, e stamattina abbiamo fatto un giro di ricognizione per essere sicuri. Tira un sospiro di sollievo il sindaco e tutta la comunità che si è impegnata durante l'emergenza legata all'incendio che la scorsa settimana ha interessato il territorio di Miane. Dopo un'ultima ricognizione aerea e un'attenta verifica sul posto, effettuata anche con un drone dotato di termocamera, è stato possibile confermare lo spegnimento dell'incendio. Ora bisognerà calcolare i danni e le cause. Per ora la conta dice che sono bruciati tra i 12 e i 15 ettari, con particolari danni al sottobosco. Il report finale spetterà ai carabinieri forestali, ma il sindaco pensa anche di coinvolgere la popolazione in autunno per spiegare le operazioni e ringraziare tutti quelli che si sono messi a disposizione. A partire da Regione Veneto, Veneto Agricoltura, i servizi forestali, i vigili del fuoco, la Proloco di Miane, Miane Sport, il Comitato San Rocco. Qui un'intera comunità si è stretta intorno all'emergenza. C'è stata tantissima solidarietà. La Proloco di Miane, per esempio, ci forniva i pasti a mezzogiorno, ci supportava appunto con i panini e con quant'altro. L'associazione sportiva ASD Miane Sport ha fornito tutta la parte dell'acqua e altro supporto. Si è proposta anche il Comitato di San Rocco. Poi ci sono state anche varie persone che si sono date da fare e hanno detto: guarda, se hai bisogno sono qua. Le abbiamo chiamate tutte per darci una mano, perché c'è sempre qualcosa da fare, sempre, anche le minime cose, e devo dire le persone di Miane hanno risposto veramente bene. Parliamo di noi, parliamo di ascolti, c'è un nuovo record per Media Nord-Est. A luglio oltre 1 milione di telespettatori che si sono sintonizzati sulle nostre emittenti. Antenna 3 si conferma prima televisione locale d'Italia con 475.000 ascoltatori. Il gruppo Media Nord-Est è così primo per ascolti medi. È un'estate da record per le televisioni del gruppo Media Nord-Est, che anche a luglio hanno confermato uno straordinario successo di pubblico e la leadership assoluta in Italia. Media Nord-Est è primo network per ascolto medio certificato Auditel tra tutte le più importanti emittenti locali del paese, registrando anche oltre 1 milione di spettatori ogni giorno. Primo network con Antenna 3, sempre prima televisione locale d'Italia per ascolto medio, e che a luglio è stata scelta ogni giorno da oltre 475.000 telespettatori. Qui è già festa in bacino San Marco, come potete vedere alle nostre spalle le centinaia. Anche in questa estate 2026 la nostra informazione ha continuato a raccontare i fatti del territorio, la cronaca quotidiana e i grandi eventi come per la festa del Redentore, entrata grazie a Media Nord-Est nelle case di centinaia di migliaia di persone. Questa è la forza di un grande gruppo con le sue 5 emittenti: Antenna 3, Rete Veneta, Tele Nord-Est, TV12, Tele 4. I dati certificati Auditel parlano chiaro. Media Nord-Est è al primo posto per ascolto medio, seguita dalla lombarda Mediapason, realtà partecipata per il 20% sempre da Media Nord-Est. Terzo il gruppo di Telenorba. Antenna 3 con 475.000 telespettatori cresce ulteriormente, macinando un nuovo primato e staccando nettamente la concorrenza. La cronaca, l'attualità, la politica. A Nord-Est oltre 1 milione di persone ci sceglie ogni giorno, anche in estate, anche dai luoghi di villeggiatura, un legame indissolubile che non va in vacanza e che anzi, grazie a voi, si rinsalda ogni giorno. Il cordoglio per la morte a 95 anni di Gianfranco Candiani, protagonista per oltre 40 anni della magistratura veneta e procuratore della Repubblica a Belluno, Vicenza e Treviso. Negli anni di piombo presiedette la Corte d'Assise nel processo contro le Brigate Rosse, accettando un incarico che altri magistrati non volevano assumere. È stato un magistrato coraggioso, è stato l'unico magistrato veneto che ha accettato di presiedere la Corte d'Assise nei processi per le Brigate Rosse, l'omicidio Tagliercio e altri fatti di terrorismo. Il giornalista Gianni Nizzero ricorda la figura del magistrato in pensione Gianfranco Candiani, morto a 95 anni a Treviso, protagonista per oltre 40 anni della magistratura veneta, come procuratore capo a Belluno, a Vicenza e fino al 2002 a Treviso.
Se a Vicenza si occupò della Tangentopoli locale del contrasto all'evasione fiscale, a Treviso seguì vicende che hanno segnato la cronaca del territorio, come le indagini su una bomber. Una volta in pensione tentò la candidatura a sindaco di Treviso. Nizzero conclude. Del consigliere Gianfranco Candiani va sottolineato soprattutto il lato umano, ossia il tratto signorile con cui trattava le persone e il massimo rispetto che provava nei confronti di tutti. Pronto a parlarvi di vendemmia, ma lo farò subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per aggiornare il quadro sulla vendemmia, perché la perturbazione che è arrivata da ieri anche nella Marca trevigiana sta già portando dei benefici soprattutto all'agricoltura, in particolare alla viticoltura, con molti produttori in particolare di Prosecco che hanno deciso di sospendere le vendemmie anticipate sperando in un aumento del peso dei grappoli, ma ci racconta tutto nel dettaglio il nostro Lucio Zanato. La pioggia sta fermando le vendemmie anticipate. La notizia arriva dalle colline, dove l'arsura di queste settimane ha di fatto alleggerito i grappoli, o come si dice in gergo, l'uva non ha peso e quindi valore economico, che vale per tutte le varietà, ma in particolare per la glera, scambiata a peso tra produttori e cantine, che determina il guadagno di un'intera annata di lavoro in vigna. La situazione risulta difficile per tutti, sia per uve a bacca bianca che nera, peraltro queste ultime già in difficoltà da tempo su tutti i mercati. Chi soffre naturalmente sono i vini rossi. Oggi purtroppo i vini rossi, che erano la nostra bandiera negli anni del dopoguerra, oggi naturalmente soffrono e questo impone una forte riflessione. In attesa di prodotti semi o totalmente dealcolati da uno stabilimento sorto da poco a Signoressa e tra i più innovativi d'Europa, alcuni produttori stanno invece contando paradossalmente su questo calo di peso delle uve nere, che significa minor stoccaggio in cantine con cisterne peraltro ancora piene. Chi invece per indice di acidità e maturazione comunque sta procedendo alla vendemmia sono i produttori di Pinot Grigio, una varietà che lo stesso presidente Guidolin giudica molto interessante come alternativa economica al Prosecco. Il Pinot Grigio è un altro prodotto molto interessante, il Pinot Grigio DOC delle Venezie, che sta dando naturalmente delle performance positive, naturalmente non tutti gli anni sono uguali e abbiamo una situazione tranquilla dove pensiamo a una produzione a norma di disciplinare, senza naturalmente stravolgimenti e anche con curve di maturazione interessanti. Chiudendo invece proprio col Prosecco, in attesa di vendemmie più di peso, dal consorzio della DOC l'annuncio dell'avvio dell'iter per l'autorizzazione ad una linea di vendita a basso tenore alcolico. Abbiamo già inviato al Ministero la modifica del disciplinare sul low alcol, cioè una diminuzione di 2 gradi alcolici, naturalmente e ovviamente zuccherini in vasca, per avere un prodotto che si baserà fra i 8 gradi e mezzo, 9 gradi e mezzo in bottiglia. Andiamo adesso a Belluno. La cronaca dal bellunese che apre con un'ultima ora perché è stato purtroppo ritrovato senza vita il cercatore di funghi disperso da questa mattina nell'area attorno al rifugio Migon, dove aveva parcheggiato prima di allontanarsi a piedi. Siamo nella zona in territorio comunale di Roccapietore. Si tratta di un 68enne di Pianiga in provincia di Venezia. L'allarme era stato lanciato dalla moglie attorno a 12:15, poiché non lo aveva più sentito dopo l'ultimo contatto avvenuto alle 10:30, quando il marito le aveva detto di non sapere dove si trovava. Poi il cellulare aveva continuato a suonare sempre libero, senza risposta, finché non si era probabilmente scaricato, risultando irraggiungibile. Oltre 60 le persone mobilitate, il soccorso alpino della Valla Pettorina, Agordo, Alleghe, Val Fiorentina, Livina Longo, soccorso alpino della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco di Caprile, Agordo, Colle Santa Lucia e Belluno, con ben 7 unità cinofile del soccorso alpino e del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cortina e Passo Rolle. Poi è arrivato anche il supporto dall'alto di 2 elicotteri della Guardia di Finanza di Bolzano e Venezia. Insomma, una grande mobilitazione. Poco fa l'epilogo, quindi la vittima è un 68enne di Pianiga in provincia di Venezia. Ancora emergenze in montagna, questa volta
volta a Cortina. Il primo intervento del Suem 118 è stato per una cordata di 2 rocciatori polacchi colpita da un fulmine in parete sulla cima Ragusela, mentre un'altra è rimasta bloccata nella stessa zona per il maltempo, bloccata in parete sull'ultimo tiro della via Mamma e Papà, con un uomo e una donna feriti in seguito alla caduta di un fulmine. A recuperarle l'equipaggio dell'Aiuta Alpin Dolomites di Bolzano. I 2 infortunati sono stati trasportati all'ospedale di Bolzano. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, invece, approfittando di una pausa nel maltempo, ha recuperato 2 escursionisti della Repubblica Ceca rimasti bloccati sulle creste sopra Forcella del Vallon, sulla Tofana di Mezzo. Arrivati a 3.200 metri di altitudine, erano stati investiti da una tempesta di grandine, quindi è stata una giornata molto impegnativa sul fronte dei soccorsi nella provincia di Belluno, soccorsi che afferiscono al settore della sanità. Proprio oggi è stato presentato il nuovo assetto della sanità bellunese. Ogni ULSS ha una governance. Con il nuovo direttore generale si rinnova quella della ULSS 1 Dolomiti, una riconferma e 2 avvicendamenti. La nuova direzione strategica è stata presentata oggi con la presenza dei sindaci, le cui città ospitano i principali ospedali dell'ULSS, Belluno e Feltre. Abbiamo fatto una scelta di professionisti che provengano direttamente dalle esperienze che li hanno caratterizzati, sia per la parte ospedaliera che per la parte territoriale che per la parte amministrativa. Chiedo loro 3 elementi fondamentali: ascoltativo, presenza nel loro territorio, gestione delle risorse umane, perché dobbiamo rivitalizzare questo senso di squadra che è già molto presente all'interno di questa azienda ULSS, ma che può fare ulteriori sviluppi in senso positivo. La mission sarà ancora una volta la medicina di prossimità, portata sempre più vicina, per quanto possibile, al paziente che spesso vive lontano dai centri ospedalieri, che di conseguenza diventano difficili da raggiungere. Questa è un'azienda prevalentemente territoriale, quindi la vicinanza al territorio, i servizi di base vicino al domicilio delle persone rappresenteranno la principale linea strategica che cercheremo di perseguire. La presenza anche di diverse figure professionali all'interno della direzione strategica caratterizza e spero dia questo pensiero e che possa ricostruire questo elemento di fiducia verso i professionisti. Abbiamo un medico, uno psicologo, una componente manageriale, una componente amministrativa, quindi una direzione, vorrei dire, multiprofessionale, che dovrebbe essere in grado di intercettare bene i bisogni dei cittadini ma anche dei nostri professionisti. Parliamo adesso di carabinieri a cavallo, perché per garantire la tutela degli ecosistemi e dare informazioni a escursionisti e frequentatori, con agosto è entrata in piena operatività l'attività, il servizio ippomontato, così è definito, dei carabinieri forestali del reparto biodiversità di Belluno. Pattuglieranno le riserve naturali statali della provincia di Belluno, le aree naturalistiche di pregio ambientale, i complessi silvopastorali della Conca d'Ampezzo e i vasti pascoli dell'altopiano di Asiago. L'impiego di cavalli allevati e addestrati dai carabinieri forestali presso il centro di selezione equestre di Saletta di Sedico e a Nemeggio nella riserva naturale statale del Vinchetto di Celarda permette ai militari di raggiungere sentieri, pascoli e zone boscate poco accessibili solitamente con i mezzi motorizzati. Queste le belle immagini messe a disposizione dall'Arma. Parliamo adesso di politica, di sfruttamento del patrimonio idrico. La provincia di Belluno ha risorse come nessun'altra, non soltanto nella regione del Veneto. La data per questa partita è fissata al 2029 con il Partito Democratico che ha presentato il proprio manifesto. Per il PD sembra un mantra racchiuso in 2 parole: bilancio idrico. Il partito ha presentato a Belluno un opuscolo intitolato Acqua, Energia, Autogoverno, ma risorse, necessità e possibilità stanno a monte. Il bilancio idrico regionale è sapere perfettamente la quantità d'acqua che abbiamo a disposizione e quanta ne viene utilizzata. Allora dobbiamo dire subito una cosa: la regione del Veneto è una delle pochissime regioni che non ha completato questo bilancio idrico, e perché non l'ha completato è abbastanza evidente, soprattutto sull'asta del Piave. Si consuma molto più acqua di quella che c'è e questo è il motivo per cui in questi giorni i laghi sono sostanzialmente vuoti.
E poi lei parla di una partita con una data precisa, un anno preciso, il 29. Sì, questo è il focus della nostra azione ed è un'azione fondamentale, perché stiamo parlando delle gare per le grandi concessioni idroelettriche del 2029, cioè per la prima volta viene messa a gara la produzione di energia e gli impianti esistenti, quindi per la prima volta c'è la possibilità da parte degli enti territoriali, Regione e Provincia di Belluno, di costruire una società che insieme a un socio privato possa gestire le grandi derivazioni idroelettriche. Parliamo di un volume economico enorme, circa 300 milioni di utili netto all'anno, ma soprattutto parliamo della possibilità concreta per la prima volta dopo 100 anni, e per questo l'abbiamo definita la partita del secolo, di gestire in proprio le acque bellunesi. È tutto da Belluno e dalla provincia di Treviso anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.